Buongiorno, Focus, bollettino, coltura erbacee, aggiornamento. Siamo arrivati con oggi alla fine del percorso per impostare bene la difesa integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Abbiamo visto come ci sono soluzioni di difesa integrata semplici, applicabili per evitare danni da alcune avversità senza utilizzare fitofarmaci di sintesi come ci richiede, qualora possibile, la difesa integrata. Quindi abbiamo soluzioni per evitare danni da diabrotica senza utilizzare insetticidi, con la rotazione o strutturale o flessibile. Abbiamo soluzioni per evitare il danno da uccelli che non comportano l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi. Abbiamo una soluzione basata sul modello previsionale per evitare il danno da notue o ridurre il rischio di danno da notue senza utilizzare insetticidi a semina, che comunque non servirebbero nel caso delle notue, stante il tempo che intercorre fra la semina e l'eventuale presenza di larve di quarto stadio negli appezzamenti a mais o di altre colture. E per ultimo abbiamo visto come l'eventuale rischio da virosi, che in certe zone può esserci, deve essere contenuto fondamentalmente con la scelta di ibridi tolleranti o resistenti. Tutto ciò premesso, a questo punto l'eventuale decisione di trattare il mais, di utilizzare un mais trattato con insetticidi oppure di distribuire dei germogifestanti alla semina dipende fondamentalmente dal rischio di danno dai lateridi negli appezzamenti che ho prescelto per la semina del mais. Ora, possiamo sapere qual è l'effettivo rischio? Sì, oggi la ricerca ci ha messo a disposizione i fattori di rischio e i metodi di monitoraggio. Noi sappiamo che terreni con un elevato contenuto di sostanze organiche, tipo terreni torbosi, hanno un rischio molto maggiore. Terreni che hanno avuto come precessione il prato, la medica, prati di graminacee, hanno un maggior rischio. Però, ad esempio, se faccio una rattura superfluida di seminare, questo rischio diventa subito molto più basso, perché la massa che incorporo di piante svolge una funzione di distrazione delle larve dai 70-80 mila semi di mais che io vado poi a seminare. Quindi ci sono soluzioni alternative ai trattamenti anche nella gestione di prati, oppure lo rompo e poi invece di seminare il mais subito quell'anno aspetto un anno in cui la popolazione poi diminuisce. Quindi c'è una gestione della rotazione che può ridurre il rischio. Poi altri fattori di rischio, doppi raccolti, tipo un colza soia, frumento soia, orzo soia, per uno o più anni aumenta il rischio. Terreni in cui vi è un cattivo drenaggio, tipo cavini in cui vi sono ristagni d'acqua che mantengono umidità per un lungo periodo, aumentano il rischio di danno dai lateridi. Zone in cui le catture delle trappole a ferormoni, che sono state sviluppate per catturare i maschi delle principali specie di elateridi, e non solo i maschi, perché catturano un po' anche le femmine, ci danno un'indicazione sul rischio di quella zona di avere un danno delle terre. Se guardate i nostri bollettini troverete le soglie anche per queste trappole. Allora, non ho fattori di rischio, nessuno di questi fattori di rischio, posso seminare il mais senza fare alcun trattamento. Il rischio di danno è molto basso, inferiore all'1% della superficie seminata nella media di oltre 35 anni di osservazioni, per cui in questo caso la difesa integrata mi indica di non procedere a trattamenti. Posso sempre assicurarmi a costi molto bassi, vedete le possibilità nei bollettini, per stare ancora più tranquillo e quindi procedo nel non trattare. Qualora invece abbia uno o più fattori di rischio, io ho la possibilità di capire bene dove effettivamente ho popolazioni sopra la soglia utilizzando le trappole per larve. Sono trappole che attirano le larve
per la produzione di anidride carbonica determinata da semi di frumento di mais che sono messi dentro e immescolati con la vermiculite che viene bagnata e che quindi favorisce la germinazione di questi semi. In una decina di giorni in campo, se ci sono larve, si catturano e si può stabilire se si supera una soglia. Il metodo esatto per utilizzare queste trappole è descritto sempre nei bollettini che potete ricevere anche via email se scrivete a bollettino.ebaceler@venetoagricoltura.org. Quindi, se troviamo effettivamente una popolazione sopra soglia utilizzando questo strumento, io potrò prendere decisioni, spostare il mais da un'altra parte dove non ho un rischio dalle arterie, oppure continuo e farò le mie scelte, ricordando sempre che tra le opportunità che troverete nei bollettini, se ci sono soluzioni alternative ai fitofarmaci di sintesi efficaci e sostenibili, io devo scegliere quella soluzione. Tutto questo, l'applicazione di questo processo della difesa integrata, che ribadisco, troverete ben descritto nei bollettini Culture Erbacee che inviamo o che potete trovare pubblicati sul sito, porta a una superficie di mais trattata che non dovrebbe essere superiore al 4%. Leggete i bollettini e alla prossima!